Per una volta il Ponte Vecchio, al centro di aspre polemiche negli ultimi mesi, ha messo tutti d'accordo. Quando ha fatto la sua comparsa sullo schermo, la sala da ponte, riempita per la prima puntata della fiction di padre in figlia, è scoppiata in un applauso che nemmeno DiCaprio, dopo aver vinto l'Oscar al 10° tentativo, si è beccato. Tutti felici e contenti? Assolutamente no. Sui social il giorno dopo si è scatenata la polemica. Ci sono i bassanesi pro e i bassanesi contro. D'altronde, se quando gioca la nazionale siamo tutti commissari tecnici, in questo caso siamo tutti registi. Da una parte chi pensa che Bassano abbia fatto da scenario ad una fiction non banale che ha raccontato la famiglia patriarcale italiana e le difficoltà delle donne discriminate. Dall'altra invece chi reputa che per il momento in onda sia andato il tipico cliché romano del Veneto avvinazzato, della Veneta, come dire, di facili costumi, e dell'imprenditore arrivista. Per la serie manca solo la domestica. Dibattito aperto anche sul dialetto. Da una parte c'è chi accetta la cadenza veneta recitata, dall'altra invece chi, puristi della lingua veneta, non sopporta quella parlata che fa molto Cinecittà e poco Bassano. Una cosa è certa, la vera società, quella che spaccandosi la schiena ha fatto le fortune di questo territorio, al momento non si è vista. Però aspettiamo per dare un giudizio definitivo, sempre di non addormentarci sul divano.